Buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo insieme al Partito Democratico che organizza questa iniziativa. Barbara Penzo, capogruppo in Consiglio Comunale, ci sono anche i nostri rappresentanti in Consiglio qui in sala, e insieme all'onorevole Laura Venitelli. Ormai amica della nostra città, non è la prima volta che viene, ha dimostrato il suo interesse per le nostre problematiche e in qualità di referente nazionale per la pesca del Partito Democratico ha sottoscritto e prima firmataria di molte leggi che interessano non solo la pesca ma anche la pesca. Una di queste è la legge sugli sgravi fiscali che ci tocca da vicino e oggi ci relazionerà sul percorso di questa legge, è firmataria anche di altre leggi che noi magari non sentiamo perché non è il nostro ambiente, ad esempio il bracconaggio nelle acque interne, però questo conferma la sua sensibilità verso il settore della pesca a 360 gradi. Ci parlerà anche di riforma costituzionale. Grazie a lei e al suo interesse è stato costituito a Chioggia, a parte da Chioggia, il comitato La Pesca per il Sì, un comitato che sostiene questa riforma. Siamo orgogliosamente schierati a favore di questa riforma e ci spiegherà anche come la riforma costituzionale avrebbe potuto agevolare in parallelo il percorso di una legge come questa che ormai da tanto tempo è ferma all'interno del nostro Parlamento. Ringrazio nuovamente Laura per la presenza, lascio brevemente la parola a Barbara Penzo per una piccola presentazione su come le forze politiche che oggi stiano gestendo questo problema, dopodiché iniziamo subito da vivo. Sarò velocissima, però era importante metterci la cornice anche rispetto a un'ulteriore motivazione che ci ha spinto a chiedere anche la presenza di Laura qui oggi. Recentemente in Consiglio Comunale è stata presentata una necessità e un bisogno di andare ad approfondire il tema degli sgravi fiscali, e quindi ogni forza politica presente in Consiglio ha in qualche modo dichiarato e dato supporto e sostegno su questa vicenda, soprattutto dicendo che avrebbe fatto l'impossibile per aprire nuovamente un dialogo con i canali parlamentari di ogni partito. Quindi a maggior ragione che con Laura ci siamo visti anche nella campagna, che abbiamo comunque affrontata, è la firmataria della legge, quindi chi meglio di lei può essere quella che in questa occasione eventualmente risponde nuovamente a delle domande che possono essere poste da parte vostra. Quindi questo è un po' l'accordo che è stato preso in Consiglio e che abbiamo cercato nel limite del possibile di mantenere. Tra l'altro so che anche domani c'è un altro incontro che andrà sempre su questa linea ad affrontare il tema degli sgravi, e però oggi coglietela come occasione effettivamente per porre le eventuali domande che sono rimaste eventualmente disattese in questo periodo. Grazie di essere venuti e io lascerei subito la parola a Laura. Grazie. E grazie a te. Intanto saluto tutti gli amici e persone che conosco ormai sono tante volte che io vengo qui da voi in Veneto e anche a Chioggia, quindi che non li conosco, è l'occasione per conoscerci oggi. Qualcuno mi ha detto in Parlamento: ma perché una molisana si interessa di Chioggia? Perché, e vi rispondo subito, perché io sono parlamentare non soltanto del Molise, ma sono parlamentare nazionale. I temi della pesca sono i temi che io affronto perché il PD mi ha dato questo incarico di seguire appunto i temi della pesca a livello nazionale. È la prima volta che sono venuta a Chioggia. Antonio, Barbara, Lucio Piozzo e altri amici, la prima cosa che mi hanno chiesto, mi hanno detto: c'è questo tema importante rispetto al quale diciamo che in generazioni di classi politiche non sono riusciti a trovare una soluzione. Guardandola così, come dicono i tecnici, prima faccia, prima vista, di fatto la questione sembrava, e parliamo degli sgravi, essere una questione non risolvibile. E adesso io non mi sono portata neanche un appunto, perché siccome l'ho scritta io quella legge, io con una signora che si chiama Saveria Secchi, che non finirò mai di ringraziare, un tecnico del gruppo PD con il quale abbiamo lavorato un mese per mettere in piedi una norma che fosse una norma non attaccabile dai livelli europei. Allora, partiamo dal 96, quando c'è stato, 95-96 se non mi sbaglio, no? Quando c'è stata questa procedura che io considero essere stata una procedura giusta, perché realtà come Chioggia e Venezia non sono realtà che dal punto di vista
concorrenziale e commerciale possono essere messe alla stregua di altre realtà, perché, faccio l'esempio, un chilo di pane che viene venduto a Chioggia certamente ha costi maggiori rispetto a un chilo di pane che viene venduto a Milano o a casa mia, a Termoli, dove tra l'altro insomma c'è il panificio che lo fa lì dietro casa. E quindi giusta era la considerazione, almeno dal mio punto di vista, di dire queste due realtà, siccome hanno una condizione fisica diversa, perché per arrivare a Venezia, per arrivare a Chioggia devi spendere qualcosa in più, per arrivare a Venezia devi prendere un traghetto, penso che sia sempre così, no? Che ha dei costi. Allora, vista questa situazione, si era pensato di fare questa procedura dello sgravio contributivo, ovvero sia nei rapporti di lavoro non veniva pagata la parte anche a carico dei lavoratori, delle aziende, relative ai contributi. Diciamo che è la stessa norma che oggi si applica per le popolazioni terremotate di Amatrice. E io vi dico che la questione di come si applicava questa norma la conoscevo molto bene, perché venendo io dal Molise, non so se ricordate, San Giuliano di Puglia, il territorio dove la scuola è crollata con i 28 morti, 27 bambini e quella maestra, ed essendo io di quel territorio lì, quindi conoscevo molto bene come funzionava la questione degli sgravi contributivi, perché anche in Molise per circa 2 anni c'è stato questo beneficio della possibilità di non pagare subito, poi di fatto sono state restituite quelle somme con 150 rate, però intanto nella situazione emergenziale gli sgravi contributivi erano stati attivati anche per la situazione per le zone terremotate molisane, così come per l'Emilia Romagna, così come per l'Abruzzo e così come per tutti gli altri. Nel caso di Chioggia e Venezia lo sgravio non era un accantonamento e lo restituisci dopo, era comunque un vantaggio che veniva dato a queste realtà imprenditoriali che vivono comunque una situazione differente rispetto a quella che è la situazione commerciale delle altre imprese che stanno sul territorio nazionale. Cosa è successo però? Che voi comprendete, parliamo di libera concorrenza, significa che io e Antonio, io faccio l'avvocato di professione, proprio di professione, continuo a fare l'avvocato di professione, sono un avvocato giusto lavorista, difendo le aziende e difendo i lavoratori, tanti li ho difesi, in 25 anni di professione. Qualcuno dice pure che sono un po' bravino, poco, sempre avvocato di provincia, sono di campagna, io mi definisco così. Se io e Antonio apriamo uno studio legale, tutti e due dobbiamo essere messi sullo stesso piano, cioè in condizioni da poter dire che tutti e due facciamo un atto di citazione allo stesso posto. Ok? Poi se Antonio ha un vantaggio dallo Stato che gli dice: sai Antonio, però se tu prendi 5 dipendenti non gli paghi i contributi, è chiaro che io mi arrabbio e dico: perché lui non deve pagare i contributi e io sì? Perché in questo modo lui può fare delle parcelle anche a prezzo inferiore rispetto a me, chiaro, no? Però Antonio dice: ma io sono a Venezia e per andare in tribunale devo via il traghetto. A questo punto, per evitare che ci sia uno squilibrio della concorrenza, questo aiuto che gli dà lo Stato deve seguire una procedura che si chiama di riconoscimento di un aiuto che non è aiuto di Stato, perché altrimenti io che sto a Molise mi arrabbio con lui, dico: scusa, tu c'hai i dipendenti a gratis, puoi fare una parcella che con me concorrenziale, perché magari uno sfratto io prendo 1.000 euro, tu ne prendi 200, tu lo puoi permettere di prendere 200 perché non paghi i dipendenti. Questo per dire perché per fare un aiuto lo Stato italiano, per non mettere in condizioni i due professionisti anche di litigare, deve fare una procedura di comunicazione all'Europa e deve dire all'Europa: cara Europa, guarda che non c'è uno squilibrio tra Laura che vive a Molise o che può vivere in Francia come avvocato e Antonio che vive a Venezia, perché l'avvocato francese deve avere le stesse condizioni di Antonio. Non c'è uno squilibrio perché Antonio vive in una realtà dove per andare per pigliare la cartella e andare in tribunale deve prendere il traghetto che costa X lire. Questa procedura si chiama una procedura che appunto parte dallo Stato italiano, arriva in Europa spiegano perché alle imprese di Chioggia e Venezia hanno dato questo aiuto e nel momento in cui lo spiegano l'aiuto non è più un aiuto. È così che funziona, ma funziona perché vi ho spiegato
Non perché diciamo l'Europa ci mette il capestro, ma perché l'Europa deve, in questo caso, nei regimi di concorrenza, deve garantire che tutti siano sullo stesso piano, sia l'avvocato che vive in Francia, abbiamo fatto l'ipotesi dell'avvocato, no? Sia il pescatore che vive in Francia, sia il pescatore che vive a Chioggia e Venezia. E quindi deve spiegare perché quel pescatore che vive a Chioggia e Venezia ha un aiuto che non è un aiuto di Stato, ma è un aiuto per mettere lui in condizione di stare in concorrenza con gli altri. Lui in condizione, perché se va a comprare la rete a Venezia la paghi di più di una rete che compra a Termoli, perché quello ci devi arrivare col traghetto a Venezia. Ora, questo passaggio di ci devi arrivare col traghetto a Venezia, lo Stato italiano non l'ha spiegato all'Europa. Non gliel'ha raccontato per niente. Poi apriremo un capitolo a parte del come e perché la burocrazia non fa le cose, ma questa è un'altra storia, perché la politica ha fatto la legge, la burocrazia non l'ha messa in pratica. Questa è un'altra storia, sulla quale a me mi troverete sempre arrabbiatissima, perché io dico che cammino, arrivo davanti alla burocrazia, stanno fermi seduti, perché tanto lo stipendio del 27 del mese arriva sempre. Un altro capitolo. Diciamo che la burocrazia, questo passaggio di spiegare all'Europa che lui, io faccio sempre l'esempio tu, che Antonio che sta a Chioggia e Venezia per andare a comprare la rete ci deve mettere il traghetto, questo fatto non l'ha spiegato per niente, ma non perché non gli voleva spiegare, perché non ha proprio cominciato il percorso, se l'è scordato. Diciamo così che se l'è dimenticato, l'ha voluto dimenticare, c'erano dei problemi per raccontarlo. Comunque questo passaggio non è stato fatto e quindi nel 1999, siccome c'è sempre qualcuno che sollecita le cose, sarà stato, non lo so, dico il francese, sarà stato qualcuno che avrà aperto gli occhi ad una commissione e gli ha raccontato: guarda che l'Italia questa comunicazione non te l'ha fatta, e quindi l'Italia è inadempiente. Prima cosa succede? Quindi la commissione subito che fa? Stop, dice stop agli aiuti italiani, stop a questa legge, vede che non c'era stata fatta la procedura, perché se ci fosse stata oggi non staremo a parlare qui, perché con quella procedura si sarebbe spiegato perché Chioggia e Venezia avevano diritto a questo vantaggio, e lo ribadisco, però siccome non era stata spiegata questa cosa e siccome gli altri si arrabbiavano perché dicevano la concorrenza deve essere uguale, l'Europa dice stop, a questo punto quegli sgravi che voi avete utilizzato vanno restituiti, perché senza la procedura quegli sgravi diventano aiuti di Stato, illegittimi, perché tutti devono essere messi sullo stesso piano, perché a questo punto insomma arriverebbe chiunque e arriva la Francia e dice che gli avvocati francesi gli dà il 50% degli onorari e fanno le parcelle inferiori e vengono ad ammazzare pure noi, dico l'avvocato francese per dire il pescatore francese, per dire l'impresa che fa i vini e per dire tutto quello che è il sistema Italia e il sistema Francia nell'agroalimentare. Vi dico l'agroalimentare perché io di quello che mi occupo. E quindi nel 1999 la Commissione europea dice stop, l'Italia deve restituire, ma non finisce qui. Perché mentre dice stop, l'Italia deve restituire, incomincia un contenzioso con l'Italia, non con le imprese individuali, ma prima di tutto con l'Italia, che l'Italia resiste e dice: guardate che la situazione che oggi a Venezia, il mare, il traghetto, eccetera, eccetera, però non convince nessuno. Perché? Perché quella procedura, perché noi viviamo in procedura, perché se noi non avessimo le norme che ci fissano le procedure, non sarebbe più uno Stato che fa della legalità il proprio pilastro. E quindi stavo dicendo, nel momento in cui allora l'Europa dice stop, si apre il contenzioso con l'Italia, contenzioso che si completa e si chiude con una forte sanzione allo Stato italiano di 30 milioni di euro. Oltre 30 milioni di euro, noi ogni 6 mesi, adesso vado a memoria, mi sembra che sono ogni 6 mesi 12 milioni, mi potrei sbagliare con i numeri, non è che sono tanto... ogni 6 mesi noi per questa vicenda, lo Stato italiano, quindi tutto lo Stato italiano, dalle isole al continente, pagano 12 milioni di euro. Perché? Perché noi abbiamo fatto una cosa che così come è stata fatta non si poteva fare. Allora io
vi confesso che diciamo, questa cosa dopo l'ho capita quanto fosse importante anche per lo Stato italiano, perché prima io ho sentito la vostra sollecitazione, siamo stati nelle realtà produttive, hanno fatto vedere le cartelle esattoriali e diciamo per me che sono figlia di pescatore, insomma, capisco che significa fa saltare un'azienda, fa saltare un'attività produttiva e me la sono quindi presa in carico. Me la sono presa in carico come se fosse la vicenda di papà mio, pescatori di Chioggia e Venezia, ma la vicenda di papà mio, che non c'è più. Però era quella la vicenda di papà mio. Allora, prendiamo le carte. Dove sta Lucio Di Ionzo? Sta fuori. Con Lucio ci siamo sentiti tante volte, lui è venuto a Roma. E io devo dire, stavo dicendo, Lucio, dove sta Lucio Di Ionzo? Quante volte sei venuto a Roma a parlarmi di sta cosa? E devo dire che io ti cito perché ti apprezzo tanto, perché comunque insomma lui sta fuori dalle istituzioni. Quando uno sta fuori dalle istituzioni potrebbe anche dire non mi interessa, invece diciamo, è come se ci fosse ancora nelle istituzioni. Per quanto ha tenuto a cuore questa vicenda. Allora, oggi noi cosa abbiamo? Allora, io vi ho raccontato il fatto e adesso arriviamo al problema. Nel 2012, partiamo dal 2012? No, faccio un attimo per renderla più chiara, perché penso fino adesso è stata chiara l'esposizione? Fin troppo. Bene, ok. Allora, quindi l'Europa dice stop all'Italia, parliamo del 1999 e lo dice nel 1999. Nel 2004 arriva una norma europea e arriva questa norma europea perché si vede che in tutta Europa un po' tutti facevano i furbi, mettendo diciamo, aiuti alle imprese per squilibrare quelle che sono le situazioni di concorrenza leale. E ve la racconto per esempio diversamente: se la Francia facesse qualcosa a favore dei produttori di vino e lo champagne riuscisse ad essere venduto non a 25 euro a bottiglia ma a 10 euro, noi il nostro prosecco non lo venderemo più. Ecco perché non si possono fare diciamo, aiuti, perché l'aiuto squilibra il mercato e in un mercato globale diciamo, è una mazzata. Quindi nel 2004 cosa dice l'Europa? Dice se voi avete preso degli aiuti di Stato e li restituite dal 2004 in poi, fissiamo bene una regola, dal 2004 in poi gli interessi si pagano sempre, perché io ho sentito delle corbellerie uniche, scusate prendo un goccio d'acqua, di qualcuno che dice che gli interessi non si pagano. E questo è un assurdo giuridico, perché noi abbiamo una legge che nessuno contesta del 1942, si chiama Codice Civile, una legge del 1942, il Codice Civile, a meno che in questo paese il Codice Civile che governa i rapporti tra tutti noi, che dice che se uno non ti paga l'affitto di casa e tu gliel'hai data in affitto, hai diritto agli interessi, o se uno non ti paga lo stipendio, hai diritto agli interessi. Se noi vogliamo mettere in discussione questa norma sugli interessi, ditemelo, io cambio mestiere, mi giro i tacchi e me ne vado da un'altra parte, perché mettere in discussione la norma sugli interessi per questa vicenda significa metterla in discussione per tutto, perché noi abbiamo un principio nel nostro ordinamento giuridico che le norme non si prendono soltanto quando ci piacciono e si respingono quando non ci piacciono, le norme si prendono a pacchetto, questo è un principio. Poi se pure questo lo vogliamo mettere in discussione, vabbè, mettiamo in discussione pure questo, però facciamo un ragionamento da bar, non facciamo un ragionamento da persone civili che vivono in uno stato civile dove chi non ti ha pagato l'affitto ha l'obbligo di darti gli interessi. Allora, la norma del Codice Civile dice che gli interessi, che le somme di denaro producono interessi, frutti civili. È come l'albero che ti produce il frutto. Diciamo, le somme che io devo avere, le devo avere come lavoratore, che lavoro in Fiat, la Fiat non mi paga, quando mi deve pagare mi la paga con l'interesse, sa come la fa?
perché se la mettiamo in discussione questa norma sugli interessi, anche il lavoratore della Fiat potrebbe, anche Marchionne potrebbe dire: scusate, a Venezia non pagano gli interessi, io devo pagare gli interessi ai lavoratori che non prendono lo stipendio. È questa. Quella è una 1200, adesso non lo ricordo, 1282 se non è. E quindi quella è la norma, non ce ne sta per nessuno. Cosa dice l'Europa nel 2004? Per scoraggiare gli aiuti di Stato, dice però, cari signori dell'Europa, 28 allora, 27 oggi paesi europei, teniate presente che se voi date gli aiuti di Stato, le somme vanno restituite, ma non con gli interessi semplici, perché altrimenti, scusate, sarebbe facilissimo, perché se oggi gli interessi bancari, a quanto stanno? 7-8%, anche di più, diciamo 10% per fare cifra tonda, e gli interessi legali stanno al 2,50%, posso dire una corbelleria perché ultimamente diciamo, mi sono più impegnata in affari parlamentari che in affari giudiziari, comunque diciamo sono bassi gli interessi legali, e allora sarebbe facile per uno Stato, io do l'aiuto di Stato ad Antonio che diciamo fa il pescatore, gli do l'aiuto di Stato, poi lo deve restituire anziché con gli interessi al 10% che sono quelli bancari, col 2% tutti gli Stati farebbero aiuti di Stato, perché significherebbe andare a finanziare le aziende in violazione delle norme sulla concorrenza. Chiaro? Semplice, no? E allora questo, e ritorniamo sempre a quel famoso codice civile, ritorniamo sempre a quel famoso, o ce lo prendiamo oppure lo buttiamo fuori dalla finestra. E quindi dicevo, l'Europa cosa dice? Dice per scoraggiarvi, allora attenzione, chiunque, qualsiasi Stato fa azioni del genere, deve sapere che deve far restituire le somme maggiorate degli interessi, così come fa, diciamo, tra virgolette, l'INPS nei confronti degli evasori. Sono gli interessi composti, interessi su interessi. Quello che si è applicato sulle storie di Chioggia e Venezia. Questo però era il 2004. Nel 2012, quindi diciamo dal 2004 in poi, voi eravate 1999. 1999, dal 2004 in poi, poteva succedere che magari qualcuno in quel momento avrebbe dovuto dire forse ci conviene pagare, perché avreste pagato con gli interessi semplici al 2,50%. Allora, bisognava forse stare un po' più attenti allora. Nel 2012 poi è successo che, io penso più un tecnico che il politico, ha scritto che anche per gli interessi precedenti al 2004 si applicava la norma sugli interessi composti. E da qui, e poi, diciamo, è finito il mondo, perché in quella norma del 2012 comunque, pensando di aiutare le imprese di Chioggia e Venezia, si disse ci fu una norma specifica per Chioggia e Venezia che appunto diceva che bisognava, l'INPS aveva l'obbligo, perché le cartelle nel frattempo erano state annullate, però ricordiamo sempre che lo Stato italiano da Sicilia, Sardegna, Calabria, passando per Casalia, diciamo, passando per diciamo, tutte le regioni italiane, pagano ogni 6 mesi 12 milioni di euro, ricordiamo sempre questo passaggio, cioè paghiamo tutti noi, e quindi una soluzione bisognava trovarla. Nel 2012 come la si trova? Dicendo, bene, noi intanto mandiamo delle note, lettere, richieste alle aziende chiedendo se rientrano nel regime dei minimi, insomma tutta quella procedura che avrebbe consentito intanto a voi, diciamo, di spiegare che magari eravate nel regime dei minimis e quindi l'aiuto non è più di Stato, oppure di spiegare che eravate cooperative soltanto di scopo o di servizi e che quindi, diciamo, se si mettono 10 imprenditori messi insieme, ognuno di loro ha il regime dei minimis, quei regimi dei minimis non sono, se 10 persone guadagnano 10.000 euro, non sono 100.000 euro della cooperativa, perché la cooperativa non piglia nulla, la cooperativa sono servizi. Purtroppo questa fase qui non è stata spiegata bene. E quindi cosa è successo? Che quando si è ripartiti nel 2012, quindi si è voluto dare un aiuto, che poi è risultato un boomerang, perché quell'aiuto che si è voluto dare alle imprese, dicendo l'INPS vi manda il modulo, questo modulo voi lo dovete riempire, spiegando se rientrate nel regime dei minimis, spiegando che tipo di cooperativa è la vostra, purtroppo questa cosa non è stata, diciamo, fatta bene
da chi ha ricevuto il modulo, dall'impresa. Almeno questo è quello che dice l'INPS. Non avendo quindi moltissime persone per esempio non hanno risposto al modulo. Quando non rispondi è come se tu accettassi quello che ti dice la burocrazia, cioè che non rientri nei minimis. Perché se io chiedo ad Antonio, scusa ma tu rientri nei minimis e lui non mi risponde, io non è che posso aspettare che lui si decide di rispondere tra 30 anni. Per me la mancata risposta significa che non ci sei nel regime di minimis. E da lì è successo perché siccome tanti imprenditori singoli non hanno risposto a questo questionario, non mi veniva la cosa questionario, non questo questionario, l'INPS che cosa ha fatto? Ha detto, boh, Antonio non mi ha risposto, Barbara non mi hanno risposto, quindi loro due non rientrano nei mini e gli ha fatto la cartella esattoriale. Come? Gliel'ha fatta con gli interessi che dice l'Europa nel 2004 e che la legge 2012 ha recuperato anche per gli interventi vostri del 1999. Quindi nel 2012 si è detto, 1. Noi chiediamo agli imprenditori se loro sono nel regime dei minimis, 2. Se non ci rispondono, oppure se ci dicono che non stanno nel regime dei minimis, a questo punto gli interessi non saranno più semplici, ma saranno comunque composti, perché noi ci adeguiamo, noi Stato italiano si adegua a quella che è la norma del 2004. E da lì, insomma, ci sono stati quei contenziosi che voi conoscete. Oggi è ancora in vigore la norma del 2012 che dice che per le imprese di Chioggia e Venezia gli interessi sono quelli che sono composti. Allora, l'avvocato di provincia, io, mi sono guardata tutta quanta la pratica, mi sono letta tutto, niente escluso, tante cose ora non me le posso, cioè non è che me le posso ricordare tutte, no, il senso era questo. Con l'aiuto di questa brava signora del gruppo PD ci siamo messi sotto e abbiamo capito una cosa: siccome voi oggi avete le cartelle esattoriali, sorte capitale più interessi, la sorte capitale mi è stato detto che è stata restituita, quella bisognava dare, gli interessi pure vanno restituiti, ma come? Allora, nella mia proposta di legge io mi sono fortemente battuta affinché gli interessi siano quelli del 1999, però c'è diciamo un tema, la decorrenza, cioè nel 1999 e nel 1999 gli interessi legali erano il 10%, un botto, perché poi sono passati al 5%, ricordate, nel 99 noi stavamo bene, quindi gli interessi legali erano al 10%, poi sono passati al 5%, la fase è stata al 3%, insomma adesso con la crisi, con il fatto che non ci sono soldi, piano piano è scesa, però facendoci i conti diciamo che alla fine diventava pressappoco come erano le questioni adesso. La norma che ho scritto io invece cosa dice? Dice interessi legali a partire dal momento della richiesta dell'INPS del 2012 e lì sarebbe stato veramente diciamo veramente un 13 come si suol dire, perché significava far pagare 2-3 anni. Però ecco questa, perché voi se l'andate a prendere quello che io ho scritto questo, pensando che questa cosa comunque si potesse fare, scusate, questa è la bandiera che mi consente oggi di parlare a voi. Tranquilla, vai. Ecco. E quindi dicevo, astrattamente questa norma si può scrivere così, io l'ho scritta, l'ho depositata così, astrattamente, perché poi purtroppo bisogna fare i conti con quello che diciamo è il bilancio dello Stato, perché l'INPS le somme che deve riprendere le ha già messe nel suo bilancio, perché c'è la legge del 2012 che dice che così ha da fare. E quindi diciamo con un grande lavoro fatto grazie ai parlamentari del vostro territorio, alla Sara Moretti, Antonio Mognato, Diego Crivellari, Pierpaolo Baretta, il sottosegretario Rossi, grazie al grande lavoro fatto da queste 5 persone, Cesare Damiani, che l'ha portata in commissione con, diciamo, si chiama lo strumento della commissione legislativa, cioè ci sono le commissioni composte da un tot numero ridotto di persone, poi c'è l'aula, dove ci siamo in 630.
Allora, nell'aula la cosa diventa più complicata. Cesare Italiano con Pierpaolo Barretto, Sara Moretto, Antonio Mugnato, si è riusciti a far passare una procedura che è quella della commissione in sede legislativa. Cioè la commissione formata da un numero ridotto di persone ha già approvato questa legge. Cioè, prima Camera, attenzione. Relatrice è stata anche un'altra veneta, la Floriana Castellato, in commissione bilancio un'altra veneta, oggi mi sfugge il nome, è stata la candidata per le primarie, no l'altra, adesso Rubinato, cioè veramente c'è stato un lavoro, quindi poi Martella, Davide Zoggia, un lavoro di equipe, cioè io ho fatto il tecnico, l'ho studiato e l'ho scritto, perché voi mi avete venuto bene, io avevo venuto bene, potevo occuparmi di altro, ho ritenuto che questa cosa meritasse una grande attenzione. Allora, in questo lavoro di equipe si è fatto un passaggio che è stato preferenziale su questa cosa, e l'ha fatto il PD, non l'hanno fatto gli altri. Intanto gli altri stanno là, cioè non è che sto a dire le cose che me le invento, tutto registrato. E in questa fase, diciamo, la mia proposta ha dovuto fare i conti con quelli che erano i bilanci INPS e con la necessità di fare in modo che una norma passi, perché altrimenti continuiamo, cioè noi possiamo parlare anche nel nulla. Possiamo dire che il codice civile va riformato e togliamo gli interessi e poi li togliono anche i lavoratori della fila. Perché non è che si può fare la norma solo perché oggi è Venezia, sarebbe una norma con disparità di trattamento, articolo 3 della Costituzione, no? Noi quella norma non la vogliamo cambiare l'articolo 3 della Costituzione. Eguaglianza della legge, cittadini davanti alla legge. Quindi la norma sugli interessi è quella. Oggi diciamo rispetto al sistema che io avrei voluto, il mio sistema diceva al 2012, parto dal 2012, interessi legali al 2,5%, 3%, adesso non so l'ultimo dato Istat qual è, e sarebbe stato per 3 anni, però si andava a scontrare con quello che è un bilancio dello Stato, che diciamo è il bilancio di tutti, e quindi diciamo la norma è stata modificata anche con l'intervento diciamo in questa fase anche delle categorie che hanno dato rispetto al 100, noi scendiamo a 40, risparmiamo 60. Io avrei voluto rispetto a 100 scendo a 3 e risparmio 97, però non sempre ciò è possibile, per tutto quello che vi ho spiegato, per quello che è un sistema di norme che non possono essere messe in crisi per una vicenda che cozzerebbe contro l'articolo 3 della Costituzione, che tutti i cittadini sono uguali, tutti, nessuno escluso. Allora, oggi io sono venuta con molto piacere, invito degli amici del PD di Chioggia, per raccontarvi non soltanto come sta andando. Allora, noi alla Camera, voi sapete che arriviamo adesso al discorso di voto. Voi sapete che noi oggi abbiamo ancora Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Alla Camera dei Deputati la vostra proposta di legge è stata già approvata, licenziata, il commesso l'ha già presa e l'ha portata al Senato della Repubblica. Adesso bisognerà fare un'azione di forte, perdonatemi se lo dico lobby, nel senso buono del termine, di forte diciamo coinvolgimento dei senatori per dire che riparte da capo, perché questo è il sistema parlamentare italiano attuale. Riparte da zero. Speriamo che la norma non cambino la virgola o non ci mettono la congiunzione E o la congiunzione O senza cambiare la sostanza, perché se ci metti la congiunzione E, la O o la virgola devi tornare un'altra volta da noi e poi magari c'è qualcuno che ci mette ma questa O non mi piace, ci metto O barra E o E barra O e deve ritornare al Senato, e al Senato dico ma che ti pensi che quelli che i deputati che sono più giovani di noi capiscono più di noi le questioni di Chioggia e Venezia, magari lo prende uno che è un veneto e dice a me non mi hanno coinvolto, non mi hanno interessato, a me questa cosa non piace,
come l'ha scritto la Kelly, non mi piace per niente, a questo punto la cambio direttamente e torna un'altra volta alla Camera dei Deputati. Ci sono leggi che fanno questa trafila da 15 anni. Fanno questa trafila da 15 anni perché noi abbiamo un sistema che si chiama bicamerale, Camera e Senato, dove Camera e Senato sono una fotocopia, uguale. Quindi non è che il lavoro che ho fatto io alla Camera sicuramente verrà apprezzato, però non è che diciamo è un grande passo avanti, ma non è completo. Se noi oggi avessimo già la riforma sarebbe già legge. Ecco perché quando si dice per velocizzare il paese c'è bisogno, questo è. Noi siamo partiti oggi, grazie anche al contributo di questi amici del Partito Democratico del Veneto, dicendo che la pesca è per il sì, perché la pesca sa, perché è concreta, sa che per cambiare una norma oggi fai le trafile sopra e sotto. Sapete quando ci abbiamo impiegato per fare il collegato agricolo, una norma che volevano tutti, in tutto l'arco parlamentare erano tutti d'accordo, ci abbiamo impiegato 888 giorni nei passaggi tra Camera e Senato, Senato e Camera. Questo sistema non può andare avanti e ve la racconto anche perché non può andare avanti, perché c'è stato il bicameralismo perfetto. Questa cosa la vorrei raccontare agli amici dell'ANPI, ieri sono stati alla festa dell'unità. Togliatti, che non era l'ultimo della categoria, il primo congresso del PC dopo la riforma costituzionale, disse chiaramente che il bicameralismo era stato un'idea per bloccare le sinistre, perché si pensava nel 47 che nel 48 avrebbero vinto le sinistre e quindi per impedire alle sinistre di fare le riforme, di cambiare il paese, si era introdotta la seconda Camera, il Senato, la Camera della riflessione, la Camera della lentezza. E voi adesso lo vedete sulla vostra pelle, la Camera della lentezza. Sono passati già 2 mesi e ancora si vede niente. Togliatti lo disse al congresso PC, ditelo agli amici dell'ANPI, che il Senato era stato introdotto per fare cosa? Per rallentare le riforme, perché si voleva che questo Stato non decidesse, lo dice espressamente, per uno Stato che non decidesse, tant'è che diciamo, i costituenti della sinistra, e ve ne cito uno per tutti che a me che piace tantissimo, La Rocca, un avvocato penalista napoletano, arrestato, mandato a Lipari, uno di quelli insomma che ha partecipato anche alla scrittura del manifesto di Ventotene. La Rocca disse: noi comunisti siamo quelli che il bicameralismo non lo vogliono una Camera sola per fare le cose, al massimo potremmo pensare a una seconda Camera per venire alle regioni. Lo dice La Rocca, tant'è che La Rocca alla mozione sul bicameralismo perfetto si alzò e se ne andò. Si alzò e se ne andò. Ora noi abbiamo che tema principale da affrontare? Gli sgravi, bene, ma abbiamo anche un altro tema importante, che è quello dell'aggiornamento della Costituzione. Noi abbiamo la Costituzione italiana formata da 3 parti. La prima, i principi fondamentali, quello che vi ho detto prima, l'articolo 3 che dice che tutti siamo uguali davanti alla legge. Da 1 a 11, che dice che l'Italia ripudia la guerra, che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, che dice che tutti siamo appunto uguali alla legge, eccetera, eccetera, che parla dei patti lateranensi da 1 ad 11. Poi abbiamo da 12 a 40, oddio non mi ricordo più se 43 o 44, che parla dei diritti. Noi oggi siamo qui perché l'articolo 13 della Costituzione ce lo consente. Diritto di manifestazione e pensiero, diritto di libertà, diritto di camminare, il diritto di dire che io fino al 3° grado del giudizio ho la presunzione di innocenza, diritto di manifestazione di sciopero. Prima e seconda parte vengono valorizzati dall'azione di questo Parlamento, nessuno li tocca. Poi andiamo alla terza parte, quello che dice l'ordinamento è la forma dello Stato. Ma noi come lo vogliamo questo Stato? Vogliamo uno Stato lento, con la doppia Camera, o vogliamo uno Stato veloce, con una Camera? E quella seconda Camera, qualcuno dice ma il Senato lo dovevate abolire. Potrebbe anche essere un'ipotesi questa, era un'ipotesi. Ma perché si è conservato il Senato?
perché ci sono gli affari regionali nei quali i senatori regionali li devi coinvolgere, perché altrimenti poi ti fanno il contenzioso. Sapete oggi quante cause ci sono in corso tra lo Stato e le regioni? 8.000 contenziosi. E la Corte Costituzionale è sempre chiamata non per i diritti, ma per i contenziosi tra lo Stato e le regioni. Questo è. Poi io vi dico, non so la vostra regione se le cose funzionano bene, io me lo auguro per voi. Nella mia regione non funzionano bene. Noi abbiamo una sanità commissariata, perché? Perché molti governatori regionali i soldi li aspettano e quindi noi adesso siamo in commissariamento. Ci hanno chiuso 5 ospedali, per fare una visita normale devi aspettare mesi, malati oncologici gravi che devono aspettare mesi. Io non vedo l'ora che si torni a quella che è la definizione dei principi generali della sanità da parte dello Stato centrale, perché così regioni come quelle meridionali non avranno più da sperperare e i cittadini meridionali non saranno trattati come cittadini Serie B, perché io pago le tasse, non le paga Antonio. Però Antonio c'ha una buona sanità, io no. E allora magari può succedere che da noi ci sono strade migliori delle vostre, c'è diciamo altre cose migliori delle vostre. Voi sapete che se prendete il camion per fare un trasporto dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, ogni regione che toccate c'è bisogno di un'autorizzazione diversa, perché non c'è uniformità nel regime dei trasporti, così come non c'è uniformità nei regimi della sanità in tanti altri regimi. Con questa riforma si rimette a posto la uniformità, quindi riduciamo, si toglie una Camera e a noi interessa per la questione degli sgravi. C'è uno Stato più veloce, molte competenze tornano nell'accentramento, diciamo, quindi si supera quella riforma che diciamo, non ha dato grandi risultati del 2001, quella sul federalismo. Terza cosa, abbiamo la riduzione dei costi, 315 senatori in meno, quelli che i senatori regionali non prenderanno soldi, i regionali, non so da voi quando prendono, in Molise prendono 11.000 euro al mese, il doppio dei parlamentari, avranno la riduzione drastica. Tutti i regionali sono tutti contro questa riforma. Chiedetevi perché. Non avranno più i fondi per andarsi a comprare mutande verdi, non avranno più i fondi per andare al casino a spese nostre, non avranno più i fondi per comprare tutto quello che abbiamo visto in questi anni. Questa è la vera riforma, questo è il vero messaggio che questo Parlamento, che era nato come un Parlamento che non era riuscito ad eleggere il capo dello Stato, questo Parlamento ha fatto, ed è la prima volta che un Parlamento, che un parlamentare riforma se stesso. Noi avremo 315 posti in meno. Qualcuno, sapete cosa mi ha detto? Ha detto, Dio, al posto tu sai che farei? Io direi no, c'è 315 in più. Invece io fortemente sono convinta che questa cosa è necessaria nel mio paese. Io poi posso tornare a fare l'avvocato, posso tornare a fare il parlamentare. Però il messaggio che devo dare per far ritornare la politica non è soltanto urla e contro. Io quando ero in opposizione al mio comune mi chiamavano la Lady di Ferro, ero bravissima a fare opposizione. Quando poi sono andata a governare mi sono dovuta scontrare con i problemi quotidiani e con la coperta corta dei fondi. Io non so voi qui come ti trovi tu in consiglio comunale. Io vedo Roma, io il mese di luglio, ve lo confesso, ve lo dico perché ho le foto, ho preso l'immondizia di casa mia di Roma e me la sono portata in Molise, perché i cassonetti erano stracolmi di monnezza, perché è facile dire le cose quando stai all'opposizione, ma quando poi gestisci le vicende sul territorio è molto più complicato. Ora, per tornare a noi diciamo come classe parlamentare siamo stati quelli che hanno avuto il coraggio di sopprimere noi stessi, dipenderà adesso dal popolo italiano. Se dice no, tutto resta così, come avremo ancora 315 parlamentari. Se dice sì, si cambia tutto. Si toglie una Camera, processi legislativi più facili, si ritorna a quello che è un sistema dove tutto, diciamo, cioè tutto, molte materie saranno nella regia nazionale. Riduzione sostanziale, dimezzati dei costi della politica, perché vengono dimezzati gli stipendi dei consiglieri regionali. E i parlamentari? I parlamentari se non c'è la metà dei stipendi dei consiglieri regionali, lo sapete? Questo. Signora,
Prego. Scusa. E completiamo. Completiamo. Se vince il sì, Sì. Gesì la virgola o le dà una garanzia. Certo, perché questo non ti interessa. è chiaro, bravo, bravo, bravo. Bravo, perché non ci sarà più la staffetta. Quella. Nel nostro caso. Questo qua non ti interessa. Che la virgola è o. Se vince il sì, che siete le pone. C'è soltanto la Camera dei Deputati. Oggi la legge sugli sgravi sarebbe legge, non andrebbe al Senato. Adesso noi stiamo ancora non ha vinto il sì e no, abbiamo la vecchia Camera e il Senato. Quindi la nostra legge è al Senato. Ora bisogna dirlo fortemente. A seguito di questa iniziativa di oggi, io mi auguro che nasca forte quella che è la richiesta al Senato della Repubblica, in attesa del referendum, di fare in fretta. Perché, a conclusione del tutto, il Consiglio di Stato sta aspettando questa legge. Se arriva dopo la decisione del Consiglio di Stato, il lavoro che ho fatto io sarà stato inutile. Bene, io vi ringrazio, mi auguro che sono riuscita a chiarire qualche dubbio. Domande, siamo qui a disposizione. Qualche domanda? Allora, scusate, diamo la parola anche ai vostri colleghi così. Allora, un mese fa, intanto sono critico, mi scuso, intanto ringrazio Barbara Penzo per aver organizzato questa insieme ad Antonio Duse, ringrazio l'onorevole Venitelli che è qui con noi e che ci ha spiegato in maniera dettagliata e precisa ciò che è accaduto. Molti di noi lo sapevano, però tanti non erano a conoscenza di come durante gli anni si sono svolti i vari eventi. Io però sono critico per due motivi in modo particolare. Il primo perché mi dispiace che oltre alla pesca altre categorie operanti nel territorio di Venezia e di Chioggia sono stati costretti a restituire quello che ci avevano dato, cioè lo sgravio che ci avevano dato. Anche gli interessi? No, parliamo intanto solo in questo momento stiamo parlando solo del capitale, perché per ora anche una metà del capitale dell'interesse. Per ora abbiamo pagato tutti il capitale. Io mi auguro, e lo dico in maniera molto franca, perché se io ho un dipendente che non mi lavora bene e che fa sì che io prenda le multe o qualcosa, io quel dipendente lo licenzio. Quindi io mi auguro che l'Italia, non guardo il partito politico o nulla, l'Italia abbia mandato a casa quei rappresentanti che avevamo in Europa e che io mi auguro sia successo questo. Passiamo al secondo punto. Mi dispiace dirle, onorevole, glielo dissi anche un mese e mezzo fa quando sono venuta a trovarla a Roma e la ringrazio per avermi ricevuto, che noi abbiamo presentato i famosi questionari che ci aveva mandato l'INPS, li abbiamo presentati in maniera chiara e precisa, e qui parlo per tutte le cooperative della pesca e per tutto il settore della pesca. Quindi mi dispiace dirle, onorevole, che la notizia che lei ci dà, che non sono stati presentati, è una notizia falsa e tendenziosa. Noi abbiamo chiaramente precisato che le nostre, parlo per le cooperative, sono cooperative di servizi, e quindi lo sgravio non è stato applicato alla cooperativa ma è stato applicato al pescatore, e quindi il pescatore aveva diritto al de minimis. Quindi i soldi che noi abbiamo restituito sono purtroppo soldi che, secondo il mio punto di vista, ma anche secondo quanto lei ha spiegato in questo momento, dovrebbero essere restituiti a chi li ha versati. La ringrazio. Posso rispondere? Mi tolgo la giacca perché mi fa un caldo da morire. Alberto, io ho già spiegato che quello che ho detto non me lo sono inventato, ma l'ho letto nella sentenza. Se la sentenza non è giusta, la sentenza si appella. Se voi non fate l'appello, quella sentenza è definitiva e quella verità è la verità. Se voi non avete fatto l'appello, la sentenza dice la verità, punto. Quello che dici tu è falso, mi dispiace, ma è così. Queste sono le regole dello Stato. Avete sbagliato, ve l'ho già detto l'altra volta. Si faceva l'appello
L'avete fatto? Mi avete detto che non lo sapevate. Poi qualcuno mi ha detto che non l'avete fatto. Quindi se non è stato fatto l'appello, non te la devi prendere con Laura Grintelli che legge la sentenza e siccome nessuno l'appella si vede che chi l'ha subita era d'accordo. Voi eravate d'accordo su quella sentenza. Non l'avete fatto. Ma non avete fatto l'appello. Gli strumenti in un paese civile, ci sono gli strumenti. Allora, rispetto ad una cosa io faccio causa. La perdo, vado in appello. La perdo, vado in Cassazione. Voi, quella fase del Consiglio di Stato, dopo che il Consiglio di Stato vi ha detto che non avete presentato i moduli, e questa cosa io mi piacerebbe, non lo so come la devo spiegare meglio, se il Consiglio di Stato dice che i moduli non sono stati presentati è perché l'INPS gli ha detto che non sono stati presentati. Rispetto a quello che dice l'INPS, la cooperativa doveva spiegare che non era così e doveva presentare i moduli. Questo succede nelle cause di tutto il paese. Ora, se voi non l'avete fatta questa cosa, certamente non è colpa nostra, ma è colpa vostra. Ogni tanto, quando vi alzate e dite io sono dispiaciuto, dovete fare mea culpa. Lo dicevano i latini, input simpi, imputa a te stessa le responsabilità. Perdonami, ma te l'avevo già detto l'altra volta, quindi l'ho dovuta dire anche in maniera chiara. Ce la potevamo tenere per me per te. Ma a me non me la devi dare la documentazione, tu la devi dare al Consiglio di Stato. Io chi sono? Io sono legislatore, non posso andare a dire che mi metto contro un organo dello Stato. Se tu non riesci a difenderti in una causa, ascoltami, scusami Alberto, se tu non riesci... Ma sta dicendo una cosa che non è vera, adesso devo prendere la sentenza del Consiglio di Stato e lei mi trova dove che è scritto questa cosa. Il Consiglio di Stato ha detto un'altra cosa, Cosa ha detto? Non è che ha detto che non ci sono i moduli, è entrato sul merito e non ha accettato la nostra no, anche quello. Se lei mi dice perché l'abbiamo presentato perché offende tutti gli avvocati che ci hanno seguito. No, sono due cose. Ma l'avete fatto ricorso? E noi abbiamo tentato di fare il Corte di Giustizia Europea perché quella era l'unica cosa che si poteva fare. Io non sono avvocato, non voglio Cassazione, doveva fare il ricorso per Cassazione. Cassazione. Senta, è Cassolle. Io non faccio l'avvocato, sono sempre di Antoni della cooperativa Mare Azzurro. Io lo dico, siamo già amici. Adesso vado a prendere la sentenza e facciamo la polemica su questa cosa. Però non può venire qui a dire che siamo degli stupidi perché ma non l'ho detto che siete degli stupidi. Signora, abbia pazienza. Non mi mette delle parole in bocca. Io non volevo intervenire, no, ma se tratta male il mio non mi mette delle parole in bocca che non ho importanti. detto. Non mi mette delle parole in bocca che non mi ha detto. Il signor Alberto è venuto con l'ex sindaco di... Io purtroppo non sono fissionista, non la riconosco. Con il sindaco Gassone. Esatto. E mi sono venuta a chiedere, posso dirlo? Di fare una norma che modificasse quella sentenza. E gli ho spiegato che i poteri dello Stato... Bene. Dopodiché abbiamo letto insieme passaggio della sentenza, che entra anche nel merito, ha ragione perché me la ricordo benissimo, entra anche nel merito, ma se il Consiglio di Stato su quella parte ha sbagliato, andava fatta il ricorso per Cassazione facendo una dichiarazione, visto che quel Consiglio di Stato non si è ancora espresso totalmente, quella è una sentenza parziale, andava fatta la riserva di appello a quella, o meglio, la riserva di ricorso per Cassazione. Io ho chiesto a loro se l'hanno fatto, ma hanno detto di no, quindi quella è la verità. Non dico io che voi siete solo... Io non entro in merito alle cose legali. Noi siamo seguiti da avvocati, a questo punto dovremmo chiamare l'avvocato e parlare con l'avvocato. Comunque il ragionamento che il Consiglio di Stato si è riservato solo sul calcolo degli interessi, che era un'altra cosa che noi avevamo posto. Ma sono due cose diverse. Sì, le hanno fatte diventare due cose diverse. Io faccio il legislatore. Comunque non si può dire che i moduli non sono stati presentati. Il problema è che l'INPS non li ha nemmeno guardati, perché hanno fatto solo una cosa di controllo. Questa è una cosa politica. Lei continua a dire che è una cosa legale, questa è una cosa politica. Si è deciso di fare questa cosa. Un'altra inesattezza che non mi va bene è che c'è scritto nel bilancio dell'INPS. Nel bilancio dell'INPS hanno scritto perché il governo Monti ha fatto quella norma. Se permette. Scusi, non è che questi qui portavamo i soldi allo Stato italiano. È vero. Perché l'articolo 3 dice che siamo tutti uguali, ma mi sembra che non siamo uguali, siamo un po' differenti. Lei ha ragione. Io la ringrazio comunque dell'emendamento, di tutta questa cosa. No, l'emendamento sì, di tutta quella cosa che ha spiegato prima.
però questa è un'ingiustizia che abbiamo patito qui nel nostro territorio per colpa della politica, mi dispiace dirlo e lo ribadisco qui e anche a voi. E non è colpa delle cooperative e delle imprese, se permette, perché sentirsi dire che è anche colpa nostra, sa, mi fa girare un po' le Molti hanno fatto in caso, è arrivato al momento qua che le sentenze che Comunque guardate, scusate la precisazione, non è stato detto che le cooperative non hanno fatto quelli. Io ho detto semplicemente che è scritto in sentenza. Perché tutte le sentenze il TAR ha vinto 3 Ma volte. questa, allora, come si chiama il signore? Veronese. Allora, Veronese, il TAR vi ha dato ragione, ma il Consiglio di Stato vi ha dato torto. Ma chi si chiama dal torto? Monti, come ha detto il signore che ne da fuori. Non è, Perché Monti dopo ha fatto che cazzo non è proprio così, non è proprio così. In parte è vero e in parte è sbagliato. Io quello che ho detto al signor Alberto e anche al signore che se n'è andato prima è che se una sentenza dice una cosa va fatto l'appello, ok? Ora qual è il tema e il problema? Che questa legge che io ho scritto per voi, poi quelli che sono venuti prima di me, che cosa vi devo dire? Io facevo l'avvocato, poi facevo il consigliere provinciale a Campobasso, non facevo il parlamentare, il responsabile della pesca, sto qua adesso da un anno. Quindi dicevo, quella legge di Monti che è ancora in vigore viene cambiata dalla proposta di legge che oggi a Venezia, che si chiama Venitelli, ok? Questa proposta di legge, come si chiama l'amico che mi ha dato questo? Come si chiama? Il nome scusa. Veronese Dilvo. Dilvo. Allora, questa tu sei stato assolto dal TAR, però poi l'INPS è andato al Consiglio di Stato e il Consiglio di Stato gli ha dato ragione. Però cosa ha detto il Consiglio di Stato? Cosa ha detto il Consiglio di Stato? Cosa ha detto il Consiglio di Stato? Ha detto due cose. Primo, paga la sorte capitale, restituisce la sorte capitale. Secondo, sugli interessi, dice il Consiglio di Stato, sugli interessi io non so come li devo calcolare, è giusta la legge di Monti? Perché vanno voluto dare una mano. E quindi cosa ha fatto? Il Consiglio di Stato si è rivolto all'Europa. L'Europa ha detto, lo Stato italiano oggi ha una legge che è quella del 2012 che dice che gli interessi devono essere calcolati così. Però se lo Stato italiano quella legge la cambia, noi ci aderiamo a quello che dice lo Stato italiano. E io su questa cosa che ha detto l'Europa ho lavorato, perché ho capito che la legge di Monti si poteva cambiare. Allora l'abbiamo, siccome il percorso per fare una legge, prima la Camera e poi il Senato, io l'ho scritta, sono parlamentare della Camera, l'ho depositata al Senato, il gruppo dei parlamentari veneti ci ha lavorato molto per farla approvare subito, l'ho presentata mi sembra a marzo, a luglio era già passata alla Camera dei Deputati. Siccome noi abbiamo ancora il Senato della Repubblica, se c'era la riforma era già legge e quindi tu, diciamo, al Consiglio di Stato avevi la possibilità di pagare gli interessi con quella mia legge. Oggi devi passare ancora al Senato. Ora al Senato, stavo dicendo prima, da questa riunione cosa deve uscire fuori? Un invito ai senatori, specialmente ai veneti, di fare in modo che questa proposta di legge sia approvata subito, perché nel frattempo il Consiglio di Stato aspetta. C'è la sentenza, quando è che è stata fissata? Novembre. Ora noi non so se riusciamo a farla rinviare ancora. Perché? Perché diciamo intanto c'è questa legge che cambia Monti, la cambia quella di Monti, altrimenti non abbiamo fatto niente. Faccio un po' più impegno con questi riferimenti. Vorrei fare una domanda, in parte l'avevi già accennata adesso nell'ultima risposta dei dati, però vorrei una più chiara, più precisa, su come siamo arrivati fin qui è importante ma non importantissimo, perché ormai abbiamo la patata bollente in mano per scorta, sapere che la scaldata è importante, ma credo sia ancora più importante capire oggi, andando via da questa stanza, qual è l'unica strada oltre a quella che si sta percorrendo, ce ne sono altre o se perdiamo quella partita non c'è? Siccome la gente quando si ferma per strada, noi non abbiamo 2 ore per spiegargli come siamo arrivati fin qui. La gente quando mi ferma per strada, se io comincio a dirgli come siamo arrivati fin qui, mi dice che faccio ragionamenti politici, loro devono andare in mare alle 2 della notte e non hanno 2 ore per ascoltare. Allora la domanda è cosa possiamo fare oggi? Punto. C'è una strada da percorrere.